Una vita senza musica è come un corpo senza anima. Lo ripete spesso Miriam Costeri, 20 anni ad agosto, nata a Gavoi, a 11 anni la passione per l'organetto diatonico, uno strumento insolito per una ragazza, e ora l'ha portata sul palco in giro per tutta la Sardegna tra spettacoli e sagre. Ma nella sua vita non c'è solo la musica e il folklore, c'è anche lo studio. È una passione che mi è nata spontaneamente, in modo abbastanza naturale. Vivo nel cuore della Barbagia, a Gavoi, in cui è usuale che appunto questo organetto, questo strumento musicale, insieme al tamburo, al triangolo o allo zufolo pastorale, accompagni i momenti di convivialità, i momenti di festa e di allegria, come i matrimoni o le feste campestri. Tu però hai imparato con un maestro, Francesco Urru, che ti ha insegnato praticamente da zero, perché per suonare l'organetto non ci sono spartiti e non serve neanche studiare la musica e le note, bisogna soprattutto impararne i segreti e avere molto orecchio. È così? Sì, è così, si impara con orecchio e anche con un certo intuito musicale. È una cosa che però non deve essere obbligata, ma secondo me nasce nel DNA e si sente come una sorta di vocazione. E quindi tu hai sentito questa vocazione a un certo punto quando avevi 11 anni? Ho sentito il ritmo che mi scorreva nelle vene e quindi ho deciso di imparare a suonare questo strumento. Poi nel mio paese non ci sono delle scuole di musica, quindi sono andata anche a Olzai, in un paese vicino, a imparare il pianoforte. Che cosa ti trasmette il suono di questo strumento? Perché proprio questo e non un altro? Perché è uno strumento che fa parte della nostra tradizione, della nostra cultura. Viviamo in una terra che è ricca di melodia, di suoni e di armonia. Quindi mi è piaciuta molto l'idea che con pochi cenni di questo strumento, con poche note iniziali, la gente insomma si rallegrasse e cominciasse a riunirsi per ballare un ballo tondo, un ballo sardo. Pensi che l'organetto trasmetta questo spirito di allegria, di stare insieme, insomma la voglia di condividere momenti gioiosi? Sì, è un suono che accompagna le feste, i momenti di convivialità, appunto. Infatti anche tu suoni molto spesso a Carnevale, ti abbiamo visto, ma adesso suoni anche in veri e propri spettacoli, sei richiesta come un musicista, come una piccola star, diciamo la verità. È bello suonare. La musica accomuna a tutti, un linguaggio universale. Sì. Adesso sei a Cagliari per studiare all'università e hai scelto un percorso di studi che comunque è legato alla musica. Sì, studio tecnica di riabilitazione nella facoltà di medicina e chirurgia e come riabilitazione intendo anche la musicoterapia. Infatti la musica è anche uno strumento di riscatto, di comunicazione indubbiamente universale, è uno strumento che può aiutare nella riabilitazione. Si può pensare ad esempio a una persona, un ragazzo autistico che magari non comunica, ma con la musica ha una grande opportunità di esternare. Bene, allora noi ti facciamo tanti auguri sia per la tua carriera di musicista che naturalmente anche per gli studi che hai deciso di intraprendere, e seguiremo i tuoi progressi, però mi dicono che ogni tanto oltre a fare anche gli spettacoli di musica fai anche la fotomodella, così a tempo perso, è un altro aspetto della tua personalità. Sì, vabbè, mi piace fare molto sport e anche ballare, ho fatto danza moderna latinoamericana e seguo tuttora lezioni. Cosa ci fai sentire, Miriam? Un ballo tundu, dai.